Allora, telespettatori carissimi, siamo in diretta e quindi potete eventualmente mandare i vostri messaggi, potete telefonare per fare gli interventi. Parliamo di volontariato attivo. È importantissimo affrontare questo tema periodicamente, forse non lo si fa mai abbastanza, perché bisogna sensibilizzare tutte le persone, anche nei momenti di difficoltà, dare una mano spontaneamente, a titolo non oneroso, non solo aiuta se stessi a sentirsi utili, può aiutare a superare anche dei momenti di difficoltà che si possono vivere. Uno dice non ho un lavoro, sto male, non mi sento completamente eliminato dalla società. In realtà quando si fa qualcosa per gli altri, e associazioni di volontariato ce ne sono tantissime nel nostro territorio, anzi la regione del Veneto è una tra le prime in Italia proprio per questo, può aiutare veramente a uscire da un vortice depressivo che è estremamente deleterio. Aiuta poi perché si dà un buon esempio anche alle giovani generazioni a sentirsi utili per gli altri, è fondamentale di supporto perché il nostro sistema socioassistenziale fa acqua da tutte le parti e purtroppo senza le associazioni di volontariato, e lo diciamo proprio purtroppo, non si reggerebbe in piedi. Lo vediamo nell'ambito sociosanitario, assistenziale e di qualsiasi altro genere, delle emergenze di qualsiasi tipo. E allora entriamo nel merito sempre più a fondo in questo discorso, cerchiamo di capire quante sono le associazioni che operano nel territorio, quali sono gli ambiti precipui. Lo facciamo in questo contesto perché si va a parlare a livello governativo, il Presidente del Consiglio lo ha accennato, poi dovrebbe anche attuarlo, di riforma, una riforma strategica e anche molto importante del terzo settore, del no profit, ovvero proprio del volontariato. Ne parliamo con Adriano Bordignon, grazie di essere qui con noi, che è il Presidente del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato CSV Treviso, 450 associazioni circa. 450, ecco, sì. non stiamo parlando di noccioline, No. ecco, che se portassimo a livello aziendale avrebbero un fatturato mostruoso, veramente. Certamente. Potremmo fare il fatturato del no profit, no? Il fatturato... Ci sono degli studi molto lo interessanti so, su questo. infatti, questo è... E che comunque valutato anche da economisti noti che vengono anche da altri paesi, da oltreoceano, il terzo settore è un business non sfruttato che potrebbe essere una bomba per il futuro, come stiamo procedendo, per cui non Certo. va tanto trascurato e forse anche la riforma, adesso bisogna vedere come verrà approcciata dal Ministro, però forse non viene neanche a caso in questo momento. E allora cerchiamo di capire un po' di più e vedere anche voi che cosa valutate di positivo, che cosa bisognerebbe fare e a che punto siamo della situazione. Certamente. Beh, penso che sia un punto di partenza fondamentale. Il quadro generale in cui ci muoviamo è un quadro in forte cambiamento. Il sociale non è più il sociale di 10 anni fa, non è più il sociale di 20 anni fa. Le emergenze aumentano, le peculiarità dei bisogni aumentano e un volontariato, un terzo settore che deve stare di passo coi tempi, deve restare sul pezzo, come si dice, deve saper leggere quello che succede e saper dare delle risposte. In questo quadro l'organizzazione del terzo settore, della normativa per esempio anche sul volontariato, ormai ha degli aspetti di obsolescenza, ci sono delle difficoltà evidenti. Allora, ad aprile scorso al Festival del Volontariato di Lucca, come organizzazione di volontariato, abbiamo lanciato una proposta, una sfida al Premier Renzi e gli abbiamo richiesto un impegno. Quindi siete stati voi Siamo i stati noi a fautori. lanciare il sasso e quindi gli abbiamo chiesto prendi in mano la situazione perché il terzo settore è una risorsa straordinaria, molto spesso misconosciuta, che non viene valorizzata a sufficienza, ha delle difficoltà. Verifica se col governo si riesce a fare qualcosa in questa Italia che è in difficoltà. Renzi ha raccolto questa proposta e alcuni giorni fa, nella notte, insomma, ci ha mandato un tweet a tutti quanti, tipico di Renzi, un tweet dove appunto intitolato La svolta buona, ha dato appunto le linee guida, un testo a disposizione del volontariato e del terzo settore con alcune proposte di cambiamento per l'Italia in questo ambito. Noi abbiamo subito raccolto la sfida, è stata una sfida a tempo, perché vedete Renzi scadenza i tempi a questa cosa delle tempistiche, noi speriamo che siano tempistiche reali, però è stato prodotto un documento che è all'analisi di tutto il terzo settore. Dai riscontri che abbiamo è stato preso sul serio da parte di tutti, è un segno
che come attori sociali noi crediamo di essere corresponsabili del bene di quest'Italia e mettiamo tutto il nostro impegno, le nostre risorse a Allo stato disposizione. attuale ci sono associazioni di volontariato che hanno un riconoscimento di carattere regionale, come funziona il terzo settore, su cosa si regge e anche chi ne fa parte, a che titolo fa parte di questo settore? Perché diciamo che dovrebbe essere anche una forte attrattiva per i più giovani. Certo. Perché dico questo? Perché abbiamo tantissimi giovani disoccupati, inoccupati, non tutti prendono il volo verso altre mete e destinazioni, molti restano sempre nell'attesa di, perché no, impegnarsi in un ambito che forse potrebbe dare delle prospettive se utilizzato in modo opportuno, perché ci sono associazioni che veramente vanno oltre, riescono a creare, tra virgolette, impresa, cioè diventare qualcosa in più. Allora vediamo un po' di capirci. Beh, questa è una domanda che è complicata, è complessa, nel senso che il terzo settore è un escamotage per definire quello che non è il primo e il secondo settore di norma. È stato messo assieme il mondo della cooperazione, il mondo del volontariato stretto, il mondo delle fondazioni, il mondo della promozione sociale e anche altre categorie che non sono né Stato, appunto, né mero profitto. È in sostanza quel settore in cui c'è la cura del sociale, la cura della persona, la cura del contesto come strumento principale. All'interno ci sono però delle differenziazioni, delle categorizzazioni. La caratteristica è appunto il quadro anche etico e di dimensione valoriale in cui si opera. Dentro questo quadro noi abbiamo una strutturazione insomma, a livello nazionale che è piuttosto articolata. Una delle richieste, una delle proposte avanzate nel disegno di legge è proprio quella di dare una riorganizzazione a questa strutturazione e fare in modo che parti così diverse trovino nella complementarietà una ricchezza e non un limite. Per quanto per esempio mi riguarda, per le categorie che io rappresento, sono le organizzazioni di volontariato che anche in questo caso non hanno un trattamento uniforme nel territorio nazionale. Ci sono dei registri di livello nazionale, ma per esempio per la Regione Veneto, come per le regioni contermini, la Lombardia soprattutto, il Friuli e l'Emilia Romagna, c'è un registro regionale delle ODV. Molto spesso le persone fanno confusione tra ODV e ONLUS. Le ONLUS non sono strettamente ODV, può esserci anche una fondazione ONLUS, una cooperativa ONLUS. La terminologia ONLUS è caratterizzante l'assenza di scopo di lucro, mentre le ODV sono chiaramente ONLUS, ma sono ONLUS di diritto. Le ODV hanno una caratterizzazione ulteriore, hanno dei processi democratici interni, hanno l'assoluta gratuità di tutte le cariche per tutti i soci, hanno i doveri di solidarietà, hanno tutta una serie di necessità e di categorizzazioni ulteriori. Perfetto, ci entriamo ancora di più nel merito. Un attimo solo, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. dica. Buongiorno Ella, e chiedo scusa che l'altra volta finito la TV7 non siamo riusciti a salutarci, non importa. Volontariato. Sono appena tornato dall'asilo del mio paese, dove ho mio figlio che si chiama Valerio, e vi dico solo una cosa, perché devo fare presto, da spazio anche altri, arriverò presto ancora a TV7, tanti anni sono mancato, ma arriverò per rispetto dei valori, ma i valori per rispetto di tutte le famiglie. Dopo vi racconterò e sono disposto ad andare anche davanti e diretta per rispetto delle famiglie. Vi saluto e grazie di cuore. Buona giornata. Grazie. L'aspetto dei valori insomma è un po' preponderante quando si parla di volontariato. È indubbio, noi abbiamo una carta dei valori del volontariato, che è uno strumento fondamentale come la carta costituzionale per l'Italia. Quindi questo signore ha richiamato giustamente al quadro dei valori, perché è un quadro che ci contraddistingue. Il tema per esempio della famiglia, dell'importanza della relazione, della centralità della persona sono le basi fondamentali sulle quali ci muoviamo. Esatto. Lei mi parlava appunto di queste organizzazioni. Come si finanziano? Come avvengono i finanziamenti? Quindi come riuscite a vivere? Anche questo è un processo particolare. Fino a qualche anno fa avevamo delle contribuzioni anche da parte delle regioni, avevamo contributi importanti da parte dei comuni, ma il cespite più grosso, quello più rilevante, secondo appunto anche la normativa a livello nazionale, la legge 266,
è quello che proviene dai proventi delle fondazioni bancarie. Voi sapete che c'erano le casse di risparmio una volta, quando sono cessate la normativa ha previsto l'istituzione di fondazioni bancarie, il nostro Veneto ne ha parecchie, e secondo la norma 1/15 di proventi che ogni anno una fondazione ha devono essere indirizzati a un fondo nazionale per il volontariato. Quindi tutte le fondazioni di varia provenienza mandano a questo organismo a livello nazionale a Roma questi fondi che vengono redistribuiti nei territori. In Veneto vengono dati in gestione a un COGE, Comitato di Gestione per il Fondo Speciale per il Volontariato, e questo provvede alla distribuzione di questi fondi su base provinciale, in base al numero della popolazione, a certi parametri: popolazione, numero di associazioni, territorio, vastità di territorio, e quindi vengono suddivisi con questa categorizzazione. Quindi ogni territorio ha un CSV, un centro di servizio per il volontariato. Che è il coordinamento in certo qual modo delle altre associazioni. La cosa bella nel Veneto è che in altri territori è solo un erogatore di servizi. Da noi mettiamo assieme la parte erogativa di fondi e servizi col ruolo politico di rappresentanza del volontariato. Per assurdo, in altri territori nazionali può esserci una sola associazione che gestisce il CSV. Da noi invece sono appunto centinaia di associazioni. Quindi sono tutti partecipi a vario titolo, sono tutti partecipi, questo è importante. Ecco, tornando alla riforma, su che cosa dovrebbe, si è parlato appunto di servizio civile, di ripristino del servizio civile, insomma ci sono stati vari punti appena accennati dai media nazionali, perché proprio di fatto poca cosa, ma entrando più nello specifico, che cosa ne emerge, cosa sarebbe la rivoluzione, se di rivoluzione si può parlare, quali gli aspetti positivi e quali invece quelli che andrebbero rivisti? Allora, diremmo che il testo che è stato scritto non è analitico nel senso non va a affrontare le ricadute in modo pratico e sostanziale negli aspetti più delicati. Diremmo che il cambio di prospettiva importante che noi notiamo prima di tutto è sul senso. Si dà un riconoscimento importante e centrale dopo anni di latitanza a quello che è il ruolo del terzo settore in Italia. Gli si riconosce il ruolo sociale, per la creazione del capitale sociale, per la cura, il ruolo etico, ma assolutamente si riconosce anche il valore economico di quanto il terzo settore riesce a produrre. In questo contesto, con questa riapposizione di una centralità di questo terzo settore, voi sapete che uno degli ultimi passaggi del governo Letta è stata la chiusura dell'Agenzia per il terzo settore. Per quanto ci riguarda era stata un po' una pietra tombale sulla valorizzazione, sulla centralità appunto del volontariato. L'avevamo accettata, ma accettata, quindi non avete fatto azioni di... Abbiamo fatto ma era proprio una scelta che abbiamo riconosciuto come strategica di indirizzo diverso. Quindi non c'era un cambiamento, insomma. Sì, perché i costi erano assolutamente limitati, quindi partire a tagliare dal volontariato per fare spending review ci è sembrato proprio una incomprensione di fondo. Questo è stato invece un passaggio che riteniamo positivo. Altri aspetti peculiari sono da affrontare e definire. Per esempio, una cosa che è emersa in modo molto rilevante è il richiamo al servizio civile universale. Servizio civile universale ha il significato di estensione in modo vastissimo di un servizio civile nazionale che già oggi esiste ma coinvolge entità numeriche ridotte. Cioè praticamente adesso come si va a articolare? Adesso come è articolato? Sì, adesso come adesso c'è un servizio civile nazionale che permette per esempio... Su base volontaria. Ci sono appunto i giovani che chiedono di poter accedere a questo anno di servizio, ci sono dei progetti di servizio civile preparati dagli enti, che possono essere comuni, per esempio l'ANCI ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questi percorsi, nelle biblioteche, nei vari servizi dei comuni, nei progetti giovani, e ci sono molte altre organizzazioni tipo cooperative, tipo associazioni di volontariato, per dire presso il nostro coordinamento territoriale sono presenti da pochi giorni sono stati attivati 6 giovani in servizio civile nazionale. È una bellissima risorsa che abbiamo cercato anche di distribuire nei vari territori, però capite bene, attualmente si pensa di arrivare a 100.000 vuol dire portare a 4-5 volte tanto i giovani esistenti. Ecco, che interesse ci può essere da parte del giovane a far questo? Perché
Una volta era una Certo. scelta, cioè sceglievi o il servizio militare O il oppure... servizio civile. Però tra i due, era definito tra i due mali, molti sceglievano il mal minore senza Infatti, pensare a un infatti. aspetto valoriale. Poi magari erano delle esperienze formative al massimo che lasciavano il loro segno nella vita della persona, anche in modo importante per chi lo faceva in un certo modo. Ed erano significative, però adesso lasciare su base volontaria, quel signore ha parlato prima di valori, e qui tocchiamo un aspetto importante, chi certi valori non ce li ha, cioè nel Certo. sud per esempio, inutile dirlo senza avere niente di male contro il sud, ma non è percepito in modo così importante, c'è il valore della famiglia che l'hai Certo. sentito, ma non quello del sociale. È Certo. una da noi c'è più percepito l'aspetto sociale, meno quello valoriale famiglia, sono i pro e i contro, così in Lombardia, eccetera. Ma per spingere il volontariato non è la famiglia centrale, bisogna che questi giovani siano indotti a... Io penso che questo atteggiamento appunto sul piano del servizio civile potrebbe portare dei grandi risultati. Quindi un po' obbligatorietto quasi. Ma no, resta sempre volontario. Lei tenga conto che per le 6 posizioni che avevamo a Treviso abbiamo avuto una richiesta di 32 profili. 32 persone hanno fatto la richiesta solo per il nostro CSV e 6 le abbiamo scelte. Quindi in realtà forse inaspettatamente troviamo anche dei riscontri positivi da parte dei giovani. Io penso che questo tipo di esperienza possa avere una serie di vantaggi. Il primo vantaggio immediato è per la comunità. Mettere le persone nell'ottica di dover dare loro, di poter dare loro qualcosa alla comunità, cambia uno stile. Non si pensa più in termini egoistici, non si pensa più a dire guarda questo Stato, guarda questa società, ma vi ricordate il vecchio motto che diceva non pensare cosa può fare lo Stato per te, cosa possono fare gli altri per te, ma pensa a cosa tu puoi fare per il tuo Stato. È un cambiamento di prospettiva che in un'Italia con delle difficoltà oggi da questo punto di vista potrebbe essere un segno rilevante. L'altra cosa fondamentale è che molto spesso queste esperienze devono essere delle esperienze di crescita. Non si può prendere un giovane e fare servizio civile per fargli fare l'usciere o per far fare fotocopie. È un tradimento di un mandato questo. Deve essere invece arricchito di competenze tecniche, informative, di competenze relazionali. Molto spesso sono persone, questi ragazzi, che escono dal mondo dell'università o dal mondo della scuola e non hanno mai fatto esperienze di lavoro in modo continuativo dentro organizzazioni, nel rispetto di orari, regole, formalità, sostanza, stili collaborativi, e questa è una cosa grandissima che viene data. L'altro aspetto rilevante oggi, e questo però bisogna stare attenti che non sia un aspetto deteriore, è che il grandissimo livello di disoccupazione giovanile, sappiamo che l'Italia ha un livello sempre più alto, accompagnato anche da quella fascia di popolazione che è la cosiddetta fascia dei NEET. Sì, stavo pensando proprio a questi. Che sono quelli che non studiano e non lavorano, che sono delle persone a cui ormai sembra quasi non venga più riconosciuta una personalità, una giuridicità. Non sono nessuno, non sono studenti, non sono lavoratori e per l'Italia sono dei soggetti così, lasciati lì. Sono persone che però hanno la necessità di ricomporre una figura di sé e questo tipo di esperienza può essere un'occasione. È vero che tanti ci accedono anche per avere un minimo di contributo perché ci sono 400 euro circa piuttosto che niente, meglio, sì. Cioè, senza dubbio sono importanti. L'altra cosa bella e interessante è questa, che secondo me questa è proprio da percorrere. Un anno di servizio civile, 8 mesi si fanno in Italia, 4 mesi si fanno all'estero. Si va nei paesi in cui c'è questo interscambio nel servizio civile, si fa un'esperienza all'estero, si parla una lingua, si conoscono culture, si aprono relazioni e questo è un capitale per un giovane d'oggi che deve essere assimilato assolutamente. Assolutamente, quindi è una bellissima anche esperienza, tra l'altro da provare, da testare. Ecco, visto che lei ha parlato dell'estero, dove all'estero, in che formule quindi viene utilizzato il servizio civile, diciamo il volontariato? Allora, è interessante dire che il volontariato in Europa ha strutturazioni differenti da territorio a territorio. Penso che come valori di base da noi è assolutamente centrale, è importantissimo, è svolto in modo adeguato, trasparente, pulito, c'è l'assoluta gratuità che non è così scontata da altre parti. La differenza culturale è che per esempio in alcuni paesi europei il volontariato fa curriculum.
per accedere in un posto di lavoro, avere la nota che oltre ad aver fatto l'impiegato, l'operaio, aver fatto un percorso di studi, tu impieghi abitualmente un tot di ore per il volontariato, hai assunto degli incarichi, hai assunto delle responsabilità, per chi fa le selezioni in Europa è un segno importante, straordinario, che viene valorizzato. Da noi c'è ancora la cultura, ma se uno fa volontariato ha tempo dopo per lavorare, c'è qualche selettore che non ha questa capacità di valorizzare. Allora fare un cambiamento in questo senso sarebbe importante. Lo stesso anche nei percorsi di studio, dei crediti per gli studenti universitari e delle superiori più evidenti potrebbero essere rilevanti. Quindi attivare una forma mentis che deve essere stimolata, sensibilizzata a tutti i livelli, sì, soprattutto questo è importantissimo. Anche con processi amministrativi correlati, perché per esempio dare appunto degli scatti di anzianità, dare dei riconoscimenti, fare come fanno alcune aziende del nostro territorio che permettono a propri dipendenti di espletare la loro attività lavorativa 4 ore al mese presso un'associazione di volontariato. Succede questo, non è una cosa del futuro o di altri paesi. Nelle nostre regioni, nelle nostre province venete, succede che qualche azienda dedica 300-400 ore di lavoro ai propri dipendenti per il volontariato. Però questa non è cosa di poco conto. Straordinaria, responsabilità sociale d'impresa incredibile. Questa è quella certificazione della responsabilità sociale d'impresa, eccola dove sta. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.